Oggi con i ragazzi al liceo classico di Paternò abbiamo affrontato i temi collegati alle migrazioni regolari e irregolari e al rispetto dei diritti umani. Abbiamo affrontato le questioni economiche, geopolitiche, sociali e storiche dell'immigrazione, e in particolare dell'immigrazione clandestina, e abbiamo fatto uno sguardo alla complessità del fenomeno. Grazie alle domande anche dei ragazzi ci siamo soffermati su argomenti estremamente rilevanti come quello dell'applicazione della Convenzione di Ginevra sui diritti dei rifugiati del 1951, all'importanza dei temi dell'accoglienza e della multiculturalità delle nostre società, su ciò che la società può fare per combattere la piaga del razzismo. Ci siamo soffermati sul rispetto delle condizioni sociali delle popolazioni che accolgono i migranti. È stata un'occasione importantissima. Ho potuto leggere dalle domande dei ragazzi nei loro occhi interesse, partecipazione, veramente il desiderio di capire le ragioni profonde di questi fenomeni, al di là poi delle contingenze, al di là degli aspetti di più immediata percezione che oggi i ragazzi seguono attraverso i social, seguono attraverso la comunicazione. I rapporti con i paesi di origine, di transito delle immigrazioni, la necessità di sviluppare la cooperazione internazionale e i programmi di assistenza allo sviluppo sostenibile nei paesi di provenienza. Ho potuto comprendere quanto i ragazzi abbiano desiderio di capire come poter operare in contesti così difficili, come poter dedicare energie e risorse ai programmi di cooperazione allo sviluppo o di assistenza tecnica nei paesi di origine o di transito delle immigrazioni irregolari.